Charlie Dubred, Cesare dei Veltri, Carisma, Commander Lake, James dei Greppi, Cupido GSO, Carlisle C, Chanel Jet, Contigo. Favori in chiusura per Carisma, numero 3, nei confronti di Charlie Dubred. In partenza veloce Charlie Dubred che contiene Commander Lake che ci prova comunque, lungo la corda serra sotto Cesare dei Veltri e cerca di rimanere in schiena al battistrada e a largo numero rimane 9 Contigo squalificato. Intanto la squalifica per Contigo. In terza posizione Chanel dei Veltri che è partito molto bene dalla seconda linea, rimane all'esterno Commander Lake che poi trova spazio in quarta posizione alla corda, o perlomeno cerca di farlo ma non riesce a parcheggiare perché si inserisce. Carlisle C, all'esterno invece Carisma. Intanto se ne sono andati i primi 400 metri di gara in 29,5 al comando. Numero c'è 7 Carlisle squalificato. Anche per Carlisle C, intanto 600 iniziali che se ne vanno in 44,3, tiene andatura abbastanza sostenuta. Ora il leader Charlie Dubred che ha sempre in schiena Cesare dei Veltri, in terza posizione c'è Chanel Jet, all'esterno invece Carisma, 800 iniziali in 58,8. Si attacca alla penultima piegata, andatura sempre sostenuta, fuori corsa anche James dei Greppi che è una cinquantina di metri abbondanti dalla testa. E intanto se ne va il chilometro con Charlie Dubred che lo percorre in 1:13,8, seconda posizione per Cesare dei Veltri, in terza Chanel Jet, all'esterno invece compito arduo per Carisma che a 500 dalla conclusione è in leggero calo, a 400 dal palo invece sempre due lunghezze di margine per il leader nei confronti di Cesare dei Veltri, poi Chanel Jet, gli altri più indietro. Chanel Jet avvicina Cesare dei Veltri per provare l'attacco al completamento della piegata, intanto continua a fare corsa per proprio conto Charlie Dubred che entra nettamente in vantaggio addirittura d'arrivo. Charlie Dubred nel finale controlla la situazione e vince nettamente, secondo posto per Cesare dei Veltri, non bellissimo nel finale ma comunque ancora buon secondo nei confronti di Chanel Jet. 1:13,1 il ragguaglio conclusivo con 29,4 a chiudere dopo 2:29,3 a seguire, ma corsa che è rimasta sempre su ritmi molto molto veloci e che Stefano Paladini ha portato al successo. Ecco, suona intanto la sirena e quindi aspettiamo prima di convalidare l'ordine d'arrivo. Non dovrebbero esserci problemi però per chi vince, vale a dire Charlie Dubred. Attenzione, la giuria prima di confermare l'ordine d'arrivo si riserva di visionare il filmato della corsa.